Uccise, ragazzi. Eccola qua. Firmata. Parte la lettera per i negoziati con Roma, 60 giorni e poi? E poi non ci sono più scuse. Noi sappiamo che trascorsi 60 giorni lavoreremo comunque per celebrare questo referendum entro fine anno. Speriamo vivamente di farlo in election day, cioè farlo in contemporanea con l'altro referendum sulla Costituzione. È una giornata storica, ma sarà ancora di più una giornata storica il giorno nel quale i veneti andranno a dire sì all'autonomia. Ci crede fortemente a questa autonomia del Veneto. I veneti li chiamerà alle urne per questo. In che cosa consiste? Il nostro modello ideale nel negoziato è Trento e Bolzano e ci credo perché è previsto dalla legge. I veneti non troveranno dei gazebo ma troveranno i seggi elettorali, gli scrutatori, come accade sempre, quindi ufficialità, una cosa seria e legale. Che cosa non va nel dialogo con Roma, se dialogo c'è? Ma guardi, io penso che c'è una volontà da parte dei territori di avere più autonomia ed è giusto dare avvio, approfittando di questa proposta veneta, all'autonomia differenziata. Chi vuole più autonomia la deve avere. Diciamo che il nostro modello non è quello greco ma è quello tedesco. Sappada la lasciamo ai friulani? Guardi, io tifo perché Sappada resti in Veneto, però sono anche un inguaribile autonomista e credo nell'autodeterminazione, quindi deve essere riconosciuta l'autodeterminazione a Sappada. Certo è che davanti a un progetto come questo sarebbe bello avere anche i sappadini che si battano perché tutti i fratelli veneti abbiano la loro autonomia. Cos'è questa mail certificata per spingere Roma a lavorare entro 60 giorni? Cosa deve fare Roma sostanzialmente? Non sono scartoffie, lo prevede la legge, cioè tu notifichi il progetto, cioè avvii il negoziato. Quindi Veneto avvia il negoziato con Palazzo Chigi per legge ha 60 giorni per rispondere, dopodiché si avvia il referendum. Quanto resterebbe nel territorio, Presidente? Una ventina di miliardi di euro, che equivale più o meno al nostro residuo fiscale, sono 19 miliardi e 4, significa per noi avere tutta la sanità, significa per noi avere tutta l'istruzione, avere le soprintendenze, il demanio, avere i 9 decimi delle tasse dell'IRPEF, dell'IVA e ovviamente IRES. Lei ha detto 60 giorni, scaduto il termine, si va a referendum comunque. Sì, è un fatto di civiltà, di democrazia e di rispetto di tutti i veneti. L'unico appello che dico è che questo non è il referendum di una parte politica, deve essere il referendum dei veneti. Che cosa ne pensa, Presidente, di Tosi che si candida al Sindaco di Roma? Oggi parliamo di autonomia. Presidente, la Presidente Serracchiani ha detto che i comuni del Veronese vengono... Ma guardi, il Presidente Serracchiani può dire tutto quello che vuole finché lo dice dal Friuli. Appunto ancora su Sappada, questa sera ci sarà un consiglio comunale dei sappadini, il Senato ha rinviato, si definisce una censura questa, lei ha detto che dopo Sappada ce ne saranno altri che si uniranno se va avanti questa cosa. Ma guardi, per la proprietà transitiva è inevitabile, nel momento in cui Sappada non sarà più confinante con il Friuli Venezia Giulia avremo nuovi confinanti. So anche che in Veneto non abbiamo richieste di passaggio di comuni alla Lombardia piuttosto che all'Emilia Romagna, la verità è una solo, che il Veneto si trova schiacciato nella parte nord da 2 province autonome e dalla Friuli Venezia Giulia che è una regione a statuto speciale, quindi il vero tema da risolvere non è quello di Sappada che è la punta dell'iceberg del problema, è quello di risolvere tutto il problema dei veneti con il progetto di autonomia vera. Rovescio la domanda, se il Veneto avesse 9 decimi delle tasse come Trento e Bolzano ci sarebbero comuni secessionisti? No. Torniamo all'autonomia, Presidente, lei ha detto Veneto basta essere un anno politico. Sì, abbiamo una grande opportunità e questa opportunità si concretizzerà con la chiamata alle urne dei veneti. E ci dicono sempre siete giganti economici e nani politici, questa non è una proposta da nani politici. Se io le faccio anche una domanda sulla storica per la nostra amministrazione, per il Veneto, per i veneti ed è anche l'occasione per ricordare fra l'altro che non è una data a caso. Esattamente un anno fa, il 17 di marzo di un anno fa, io lanciai la mia campagna elettorale. Il 17 marzo di quest'anno manteniamo la promessa e devo dire che questo 17 torna nella mia vita perché il 17 sono state sempre le date delle mie campagne elettorali, proprio anche in barba alla superstizione. Però permettetemi, oltre che salutare voi, salutare anche le migliaia di persone che ci seguono perché oggi lanciamo in prima assoluta
la diretta sulla nostra pagina Facebook, e quindi abbiamo quasi 160.000 persone che potenzialmente ci stanno seguendo, e sono già tante, perché ieri sera in una prova velocissima di qualche secondo hanno assolutamente dato consenso a questa nuova forma. Quindi lanciamo anche questa ulteriore frontiera nella comunicazione, che è quello di interloquire con voi direttamente e con i 150.000 iscritti alla nostra pagina. Quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in questa diretta particolarissima. Diretta in un giorno importante. Saluto e ringrazio tutti i miei assessori che sono qui, capigruppo e tutti coloro che comunque hanno creduto in questa avventura. Il progresso qual è? Il progresso è quello di una regione che lascia sul tappeto quasi 21 milioni di euro di residuo fiscale ogni anno, che sono tasse dei veneti che restano a Roma, una regione che in virtù anche di una crisi che c'è stata, oltre che di profonde motivazioni storiche, è una regione che quanto mai ha una necessità di avere più autonomia, è una regione che negli anni, questo lo vorrei ricordare perché spesso si sente dire ma Zaia quando è che chiede l'autonomia? Beh, noi abbiamo iniziato nel 2006 a chiederla. Vorrei ricordarvi che nel 2006 c'è stato il primo provvedimento, poi c'è stato, potrei farvi la lista ma ve la faccio avere, di tutti i provvedimenti con delibere di giunte regionali, con approvazione da parte del Consiglio regionale. Insomma, abbiamo trascinato, e saluto il Presidente del Consiglio che vedo, Ciambetti, abbiamo trascinato tutta una serie di provvedimenti fino al 2012-2013, e pensate, mai nessuno vi dice, nel momento in cui dice ma perché la Regione del Veneto non chiede, ma guardate che nell'ultima legge di stabilità del 2015, l'ultima legge di stabilità, c'è scritto chiaramente che il governo ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni, e questa è la parte che vi dicono tutti, virgola, però dice, e dovrà anche evadere tutte le richieste pregresse. Quindi vuol dire che se avessero voluto a Roma, questi signori che sono qui, che sono oggi al governo, avrebbero potuto addirittura fare, posso dire, per assurdo, metterci anche in difficoltà, approvare il progetto Galan 116 del 2006, che è diametralmente meno ambizioso di quello che oggi noi portiamo. La Giunta ha fatto una scelta di eroismo unica, dice applichiamo il 116, lo facciamo in maniera seria, e sono cambiati i tempi rispetto al 2006, che sia chiaro, io ho sottoscritto quel progetto, ma sono passati 10 anni, sono 10 anni di opportunità, e quindi assieme alla mia giunta cosa abbiamo voluto dire? Sentite, ma c'è un modello che i veneti amerebbero avere come autonomia? E c'è, sì, si chiama Trento e Bolzano, 9 decimi delle tasse qui. Capite che questa è una roba che cambia non di poco la partita. Ringrazio il professor Antonini, al quale poi darò la parola, che è stato formale estensore, cioè assieme a un comitato, una ventina di persone che ha lavorato attorno a questo progetto. Voglio ricordarvi che noi partiamo da una legge del 19 giugno 2014, abbiamo fatto 2 leggi, autonomia e indipendenza, passa l'autonomia, ce le impugnano, quindi passano dei mesi. A un certo punto arriva la sentenza della Corte del Costituzionale. Di che mese era la sentenza? Luglio. La 115, che cos'era? Luglio. Quindi, dopo un anno, luglio 2015, arriva la sentenza e ci dice effettivamente voi lo potete fare un referendum per l'autonomia. Da lì inizia il nostro percorso. Non è neanche passato un anno, perché lì abbiamo dovuto fare un'istruttoria molto particolare, un'istruttoria che poi vedrete in cartellina, vi abbiamo fatto inserire la delibera. Com'è che funziona? Funziona che noi oggi diciamo ufficialmente, poi lo firmerò l'atto di posta certificata che dice al governo, cari signori, noi abbiamo fatto la delibera l'altro ieri, vi diciamo che siamo pronti, sapete, vi ricordiamo che avete 60 giorni di tempo per dirvi se vi va bene o no, e poi che vi vada bene o non vi vada bene, noi andiamo al referendum. Quando lo facciamo? Lo vogliamo fare in election day, assieme a quello della modifica della Costituzione. Siamo talmente seri che in legge di stabilità abbiamo stabilito che il Presidente della Regione, assieme alla sua giunta, ha mandato di scrivere e negoziare con voi, e addirittura abbiamo già stanziato i primi 2 milioni di euro per il referendum. Allora cos'è che diciamo oggi? Oggi diciamo che il percorso è segnato, da oggi parte il conto alla rovescia, domani saranno meno 59 giorni, fra un mese saranno meno 30 giorni,
fra 59 giorni saranno meno un giorno. A quel punto o ci dicono sì e comunque facciamo il referendum, o ci dicono no e comunque facciamo il referendum, perché noi siamo per bene e lo andiamo a chiedere ai veneti se sono d'accordo poi. Cioè vogliamo che il popolo si esprima. Ce l'ha detto la Corte Costituzionale, giusto professore? La Corte Costituzionale ha detto no, guardate, questi veneti non hanno detto una cazzata, hanno detto che vogliono sentire il parere dei veneti. Volete voi, ti ricordo, consiglio, siamo nella legge di stabilità, no scusate, siamo nel 19 giugno 2014, e lì abbiamo fatto una legge nella quale la legge dice volete voi che il Veneto abbia ulteriori forme di autonomia? E noi abbiamo detto di sì. L'abbiamo detto di sì al punto tale che abbiamo stabilito che le nuove forme di autonomia siano ben chiare, siano sostanzialmente il riprendere le forme di autonomia che hanno la regione a statuto speciale, le due province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sanità, in materia di istruzione. Lì, lo ricorda anche il nostro assessore Donazzani, i docenti sono dipendenti della provincia autonoma. Di sanità, l'assessore Coletto vi direbbe il budget sanitario è gestito direttamente dalla provincia autonoma e si paga direttamente la sanità. E poi l'università, la ricerca scientifica, i tributi, la riduzione della burocrazia statale, quindi diminuire le catene decisionali, le fonti di finanziamento e molto altro ancora. Fonti di finanziamento, 9 decimi di IRES, 9 decimi di IVA, 9 decimi di IRPEF, il che vuol dire quasi il nostro residuo fiscale sono 19 miliardi e 4 contro i 20 di residuo fiscale. Vuol dire che resterebbero sul territorio, tanto per dare una suggestione, 20 miliardi di euro. Cioè vuol dire che questo progetto vale 20 miliardi, vale una vera assunzione di responsabilità, perché quando lo diceva Napolitano, guardate, cito Napolitano, deve essere l'ultimo a citarlo. Napolitano diceva che il federalismo è una vera assunzione di responsabilità. Io dico che un progetto come questo, la famosa autonomia differenziata, che oggi è modernità, no? Abbiamo capito che lo stivale non può più funzionare così. Abbiamo capito che i modelli che ci piacciono non sono la Grecia, che è quella che piace a Roma, ma a noi piace la Germania con la Baviera, col land bavarese. Abbiamo capito che fare un progetto come questo è una vera assunzione di responsabilità. Guardate, chi ce lo fa fare? La Calabria ha una spesa pro capite sul PIL del 56% contro il nostro 26%. La Sicilia ha 4 corti d'appello. La Sicilia, avete capito bene, ha 4 corti d'appello. In Veneto ne abbiamo una corte d'appello e anche sotto organico non riesce neanche a evadere tutte le cause che ha. E quindi un fatto anche di civiltà, di difesa di questi veneti. E chiudo dicendo che questa è una cosa seria. Qualcuno in questi giorni mi dice: ma tu cosa pensi dell'articolo 132, la famosa regione, macro regione del nord-est? Beh, guardate, innanzitutto lo possiamo dire c'est moi, no? Come dicono i francesi. Questo qua l'inventore, professor Antonini, è lui che 2 anni fa gli chiesi, no? Gli dice: prof, ma c'è un sistema per portare, prima che noi facessimo, guarda, questa roba è quasi un'indiscrezione, quasi l'indiscreto, no? La roba che non si sa. Prima che ci autorizzassero a fare il referendum, il grande obiettivo dei Veneti era riuscire ad andare in maniera legale per fare un referendum. Il professor Antonini pensò e dice: guarda, c'è solo un'opportunità a agganciarsi all'articolo 132, modificare i confini della regione e quindi con tutta una roba che è abbastanza arrampicata portare i veneti a un referendum. Però poi è arrivata una sentenza che ci ha detto: potete farlo con la corsia preferenziale, andateci tranquillamente, anche perché di là bisogna fare delibere nei consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 della popolazione del territorio coinvolto. Vuol dire che se tu hai Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino deve avere almeno 1/3 di popolazione. Dopodiché non finisce, fai il referendum, dopodiché non finisce, perché lo Stato dice: ma le 2 regioni a statuto speciale ti dicono di sì? No, perché sicuramente non ti dicono di sì. C'è il primo problema. Il secondo problema è che se anche decidessi di fare qualcosa, devono fare una legge di riforma della Costituzione. Il che vuol dire che si proietterà nel tempo, è come la storia dei comuni secessionisti, visto oggi è il Sappada Day, no?
E la nostra cosa prevede? Prevede che se facciamo il referendum a ottobre e passa, e il governo a quel punto spalle al muro, ai primi 6 mesi del 2017, con una legge ordinaria, non con la modifica della Costituzione, perché l'articolo 116,3 prevede una legge ordinaria, diventiamo autonomi, o meglio abbiamo un'autonomia differenziata, come le definisce il professor Antonini, le regioni differenziate, no? Ad autonomia differenziata. Quindi capite che questa è veramente una giornata storica, ma non è che ve lo dico perché noi adesso dobbiamo prenderci il titolo domani. Da qui inizia un percorso che è un conto alla rovescia: o vince Roma o vince il Veneto, o vince Roma o vince il Veneto. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno assistito, il professor Antonini, ovviamente la mia squadra, tutti gli uffici che hanno lavorato, perché comunque noi abbiamo presentato un progetto che sta in piedi, cioè non è che qua si va con la paginetta, andiamo a Roma, cioè noi oggi attiviamo un negoziato, io dopo firmo il provvedimento e firmo un provvedimento nel quale notifichiamo al Presidente del Consiglio che c'è una proposta ufficiale, che partono i 20 giorni e via. Chiedo di dare massima comunicazione a questo, vi chiedo il favore di darci una mano nel comunicare. Vi dico anche infine, io mi ero segnato un sacco di roba, non ho letto niente come al solito, vi dico infine una cosa, l'indipendenza. Allora, io non condivido l'idea di quelli che dicono che l'indipendenza cannibalizza l'autonomia e l'autonomia cannibalizza l'indipendenza. In Europa, ve lo dico per l'ennesima volta, c'è un esempio chiaro di legalità che si chiama Scozia, che prima ha avuto l'autonomia, che noi chiamiamo dall'inglese devolution, no? La devoluzione, dopo ha avuto l'indipendenza, cioè ha avuto la possibilità di fare un referendum. La Catalogna tutt'oggi il referendum per l'indipendenza non lo ha celebrato in maniera ufficiale, lo doveva fare il 9 novembre 2014, non lo ha fatto in maniera ufficiale, il nuovo governatore della Catalogna lo ha annunciato nel 2018, punto. Se Catalogna ce la fa, ben venga, perché ce la facciamo ancora più velocemente noi. Però voglio ricordare che noi non abbiamo dimenticato il percorso indipendentista, questo lo voglio ricordare a tutti, e spero che anche il popolo dell'indipendenza capisca che questa è una grande opportunità, perché per la prima volta nella storia, in maniera ufficiale, con dei seggi veri, con degli scrutatori, con delle schede elettorali, i veneti andranno per la prima volta nella storia a votare per un referendum che parla di autonomia. Cioè, unico. Pensate solo alla lettura politica che possiamo dare a un referendum del genere. Si è sempre detto, no, che il Veneto è un gigante economico, un nano politico. Adesso forza nani, perché dobbiamo dimostrare che non siamo nani. E guardate, è una grande sfida, non diamo nulla per scontato, perché alle urne bisogna andare, bisogna fare la crocetta sul sì, voglio più autonomia per il Veneto, bisogna essere in maggioranza, avere il 51% dei veneti che ci va, ed essere il 51% di quelli che ci vanno che segnano sì. Però capite che noi non ci possiamo accontentare del 51 o del 51, noi vogliamo che i veneti vadano in massa. Ultima dichiarazione prima di passare la parola al professor Antonini: questo non è il referendum di un partito. Io voglio oggi dare questo prodotto alla comunità del Veneto, alle forze di centro, di destra, di sinistra, in alto, in basso, insomma, è di tutti, non ha colore politico. Noi siamo qui per dire ai veneti, c'è l'opportunità. Cosa resterà scritto nella storia dei veneti? Si è celebrato un referendum e i veneti hanno detto sì, punto. Non deve andare a casa con una testa di partito stupido. E spero che anche le nostre forze all'opposizione a livello regionale e al governo a livello nazionale capiscano che questo è veramente non l'ultimo treno, è l'unico treno, perché non ci sono altre alternative. Dire dei no ai veneti significa aver scelto che il Veneto deve restare una colonia. Prego, professore.